Andate nel territorio, dove state diceva la situazione G8. Sei di Milano. Prima tegnese così. Abbiamo suonato in baretto sotto casa. Assolutamente, dobbiamo proprio sfondare i baretti sotto casa. Vai, bene, e soprattutto sono sicuro che il Vaca sfondare anche agli abitanti dei baretti. I camerieri che sfondare. Esattamente, infatti. Oh, no, perché c'era anche qualche d'uni di cui non posso fare il nome, che era anche curiosa di sapere le misure in dotazione, ma fermo un attimo. Ancora con questa storia, Avevo insomma. sentito un uccellino che mi parlava. Vabbè, comunque, no, bene, dai ragazzi, ora diciamo che invece la vostra musica è ora asenata così, grazie al techo, sì, alla fine, che te è... E però dopo si può sviluppare un sentimento di fratellanza tra voi altri, no? Vive anche insieme, è vero o no? Sì. Molti siamo in due che viviamo assieme, che abbiamo preso una casa. E il resto della band Siete sempre a voi altri. Alla fine che mi ti ascolta a pagare come fossi uno che abita in casa e sia a posto. Oh, E quindi no, perché siete usati squisiti, marrondi. €1 al mese che ne paghiamo 250. Vabbè, però Abbiamo anche i divani, dai. del Vaca, Esatto. E quindi cosa volete trasmettere a chi vi ascolta? Beh, sicuramente noi ci divertiamo a fare quello che facciamo, perciò quando che andiamo in giro a suonare il sentimento che quello di trasmettere sta allegria, felicità, sperando che la festa che facciamo sia all'altezza, insomma, del pesto che ne si proponemo di fare. Bene ragazzi, so che avevi fatto anche un disco, guarda, le deposito, ce l'hai dietro là, fallo vedere alle telecamere. Eccolo qua. Ancora? Questo è il disco. E di questo disco qua che avevi fatto anche un video, sì. Sì. E ora cosa facciamo? Anzi, parlai un attimo della registrazione del disco intanto. Contateci questa avventura. Massimo ne conta. Il disco è nato abbiamo cercato di fare un approccio in studio prima di tutto con delle idee. E quindi abbiamo un sacco di materiale audio che durava 3-4 ore da cui dovevamo pescare. Solo che noi eravamo buoni a trovare qualche riappiglio perché registravamo canzoni anche da mezz'ora, perché il nostro forte era sempre quello di perdersi nell'improvvisazione e trovare là i nostri spunti. Solo che dopo a un certo punto abbiamo detto ragazzi qua fare un disco bisogna fare canzone che dura 2-3 minuti perché sennò qua diventa una torta massa grossa. E quindi abbiamo messo un po' insieme delle piccole idee e abbiamo cercato di spaziare su vari generi, insomma, perché comunque la nostra cultura musicale arriva dai frequentatori del rave a quei più legati invece alla tradizione africana, storie così, al rock blues e così via. Come diceva anche dei classici e abbiamo cercato su questi 6 brani che compone il disco di mettere insieme un po' tutto quello che da tempo era quello che dentro noi altri volevamo trasmettere a livello sonoro. L'idea, diciamo, un po' originale era quella di mettere i tamburi che di solito sono strumenti che sono a conto suo, legali un po' anche al mondo del pop, diciamo, della musica leggera e della musica orecchiabile, ascoltabile, insomma, così. È stata un'esperienza positiva perché comunque insomma i primi risultati che ha fatto sì che questi dischi insomma andano via abbastanza velocemente, insomma. Vai, bene. E so appunto che vi portai avanti anche un discorso di festa, no? Festa! Il nostro slogan è composto da 3 F, se Fogo, Festa e stato non si può dire in Chissà cos'è. E ora, gli altri che avevamo da guardarsi oggi il video dei Ciuma Ciums, che avevamo già visto che l'altra volta, ma se lo riguardiamo con io qua in studio, e così dopo o commentiamo, avremo anche qua il Vacca, sculettiatore perenne. Sì o no? Pronti a distruggere il divano allora, eh? Vai, guardiamo il video dei Convita Ciuma da Ciuma. Vai! Stamattina e vado di fretta, godo a far presto
questo che giunga mi aspetta, sono sanitata, godo andare saita, e c'è una chitarra che fa. Prima di tutto vi spiego sto gruppo, neanche compongo, spacchiamo tutto e fermo, ballare a casa e sentare quei mesi embriaghi che capiremo adesso, tanto che ne butta sto peso, che tanto se uno ne fa te stesso, prova ad ascoltarlo se mica sbagliare, senti sti bonghi che va. Franco che ne butta sto peso, che tanto se uno ne fa te stesso, prova ad ascoltarlo se mica sbagliare, senti sti bonghi che va. Salto, salto e mi piace stare in mezzo a gente, bevo tanto e vaffanculo a capatente, fermo, festa, festa, sempre festa, grande sembra in tanti a casa, ognuno che so quando è brava gente, mi non posso dire niente a parare, su sto so che sei potente e scommetto che sei pure divertente, forse sei per quello che a me anima sei questa qua. Ciu. Oh, no, da dire, come che sculaccia il vacca mi dispiace, guarda, proprio... Saputo, c'è questa base del campo. Te sì. Te hai visto tutta roba selezionata, Aspetta, bisogna parlare, che ti parli dentro il microfono, poi che ti vedi che sei stato... Che roba... Come se che io dite, questo qua è il campo, quella che ti hai visto è roba selezionata. Selezionatissima. Full optional, è tutto, penne, è tutto. Tutto è. Solo N, penne. Penne. Non si fa mai di questi tipi. La televisione parla solo di che Attenzione alle roba. doppie. No. Bene. E invece, Tite, sì, proprio il capo cannoniere dei sculacciatori, guarda Ti bene. piace questo, vero? E vedi Poison, tu hai avuto qualche curiosità da questo video? Direi proprio di sì. Parlateci allora di questo video, della realizzazione di questo video, soprattutto delle ballerine che si fanno sculacciare, visto che hanno Esattamente. suscitato molto scalpore. Beh, queste ragazze le abbiamo sempre dietro, le teniamo intanto in furgone all'occorrenza e tiremo fuori. Tutte le ragazze che abbiamo preso per la realizzazione del video è tutta roba col pedigree che ha scelto io. Selezionata. Sì, e diciamo che la realizzazione del video si sta imperniando intorno a sta scenetta che mi e il buon Lele che avevamo ideato appunto del nostro amico che sculaccia un gran culo brasiliano e dopo tutto il resto del video si intorno a sto tema focale Sta qua. proprio costruito intorno a sta Tutti i sensi. sculacciata. A un culo brasiliano. Ma ora è capito anche qua adesso se io da no. E voi in macchina? E che ti E macchina? voi in macchina dal bagagliaio, tanto più scaldarle. E ora adesso quasi che ormai avessi finito tutta la birra, se no finire la trasmissione, beviamo un'altra fiala di birra. Ciao ragazzi, e invece praticamente noi altri sapevamo che voi altri con questo disco qua si deve girare abbastanza live per quanto riguarda la distribuzione del disco, per adesso che vi distribuito live, no? Sì, che avevamo distribuito col classico banchetto che si può trovare ai concerti. Bene. Avevamo fatto una tiratura media di oltre 500 copie e ce n'è via un pochissimo. Tant'è che i presupposti sono buoni per il futuro. Bene, capi un indirizzo MySpace, qualcosa che vuoi ricordare a casa? Sì, i ragazzi, i tosi di campagna, poi venire a vedere cose che combiniamo, cosa ora è suonare, su MySpace, ovviamente www.myspace.com/ciumachums. Ok. Oppure avevamo fatto un utente falso su Facebook, se vuoi vedere Bene, mi che piace. stato che abbiamo ogni giorno, puoi venire anche là. In che stati che siamo? In che stati, di solito è l'uni è nera la situazione, è drammatica.